Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa serata. Dunque, noi li abbiamo chiamati cantieri culturali qui alla Fender Cantieri Culturali, perché diciamo è un fermento, è sempre un fermento in questo luogo di attività e di eventi. Questa sera diamo l'avvio al cantiere Educazione alla legalità. Quindi ringrazio voi di essere intervenuti, ringrazio l'assessore alla sicurezza Mario Rosset, che in rappresentanza dell'amministrazione comunale, se vuole portare su qualcosa. Buonasera a tutti, innanzitutto porgo il mio più cordiale saluto e anche da parte di tutta l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, in particolar modo quello del sindaco Gian Antonio Danè, il quale si scusa ma per impegni istituzionali precedentemente presi non può essere presente questa sera. Riconoscere, accettare, far rispettare le regole è un percorso difficile e faticoso. Le due problematiche maggiori che io ho riscontrato in questo poco più di anno come in qualità di assessore alla pubblica sicurezza da Vittorio Veneto sono due. La prima è l'inurbamento multietnico, e questo forse perché è avvenuto in modo molto repentino, ha creato uno scollegamento con la vita sociale. L'altro problema molto sentito e che incomincia ad essere anche molto pesante è quello che sempre di più ci sono persone che credono che le regole siano solo per gli altri. Queste persone credono di vivere in una zona franca dove a loro è concesso fare di tutto. Io sono convinto che il rispetto delle regole non sia una mera formalità, ma è la sostanza del vivere civile. Una società non è civile finché i componenti della società non capiscono che devono rispettare le regole per il bene loro, per il bene di tutta la comunità, e non solo per la paura di essere sanzionati con delle multe oppure di incorrere in qualche provvedimento più serio. Io non voglio tediarvi oltre con le mie chiacchiere, perché questa sera abbiamo delle persone che hanno cose molto importanti da dirci. Li ascolteremo con molta attenzione e cercheremo di fare un buon bagaglio di quello che ci diranno. Grazie e buonasera. Allora, noi come consulta dell'associazionismo culturale ringraziamo Davide Tassan, che diamo la parola, che è il presidente dell'associazione La Mafia Non È Solo Sud. Li ringraziamo per aver aderito a questa iniziativa e do la parola a te. Grazie. Buonasera a tutti, intanto approfitto per dire che ci sono posti liberi qua davanti, quindi potete accomodarvi. Io sono Davide Tassanzorat e sono il presidente dell'associazione La Mafia Non È Solo Sud. La Mafia Non È Solo Sud si pone principalmente tre obiettivi, che sono quello di parlare di questo fenomeno che è la mafia in un territorio che è il nord-est, dove secondo me c'è un'abitudine, una mala abitudine, cioè quella di pensare che comunque la mafia sia un problema che riguarda esclusivamente il sud Italia. O peggio c'è chi pensa tutt'oggi che la mafia non esista. Io invece credo che comunque la mafia sia un problema che riguarda tutti noi, perché direttamente o indirettamente ha a che fare con la nostra quotidianità. Il secondo obiettivo che ci poniamo è quello di parlare delle vittime di mafia, vittime innocenti di mafia cosiddette di serie B, cioè quelle vittime innocenti di mafia di
cui nomi noi non troviamo sui giornali o non li troviamo sui mezzi di informazione. Come terzo obiettivo, che è un po' il nostro sogno, o comunque il nostro obiettivo primario, è quello di organizzare degli incontri per parlare di mafia con le scuole, quindi con le giovani generazioni. Approfitto a tal proposito di riprendere quelle che sono delle frasi che sono state dette pochi giorni fa dalla mamma di Simonetta Lamberti in una scuola al sud Italia per un incontro fatto con i ragazzi. Simonetta Lamberti è la prima vittima innocente di Camorra, uccisa a 10 anni il 29 maggio dell'82. La mamma dice queste parole: sono qui anch'io per testimoniare. Non ho mai voluto farlo, ho sempre respinto tutto questo, però ho pensato che per mia figlia Serena era necessario, per ricostruire se stessa, recuperare la memoria di questa bambina. Mi fa piacere cominciare con voi che siete ragazzi, perché i ragazzi hanno tanto dentro, hanno tanto di positivo, sono genuini, hanno entusiasmo, hanno voglia di ricostruire, hanno voglia di andare avanti e sono fondamentalmente buoni. Io credo molto nei ragazzi. Alla fine del suo racconto finisce con questa frase: perché un ragazzo che deviva il percorso giusto è un ragazzo che non ha trovato la mano tesa al momento giusto. Io credo che parlare di mafia alle giovani generazioni sia un po' tendere la mano al momento giusto. Per questo ho ripreso questa frase. Prima di lasciare la parola agli ospiti, ci terrei a fare qualche ringraziamento. Solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, ma almeno così lasciamo più spazio agli ospiti e anche alle vostre domande. Ci terrei a ringraziare appunto il professor Guidotto, il sostituto procuratore De Lorenzi, che sostituisce il dottor Fogliadelli, che non poteva venire questa sera. Ringrazio voi, perché comunque se voi non foste qua non avrebbe senso neanche di esistere questa serata. Ringrazio la Consulta per averci dato la possibilità di organizzare la serata e infine ringrazio Carlo Del Poi e Paolo Pagotto per essere stati i primi a voler credere in questa associazione e in questo progetto. Vi auguro buona serata. Anch'io ringrazio gli organizzatori, l'assessore. Mi permetto però di far presente che il fenomeno mafioso non rappresenta un problema di pubblica sicurezza, un problema di ordine pubblico, è un problema di ordine economico, senza dimenticare però che l'essenza del fenomeno è prettamente politica. Quindi in genere faccio notare che i politici che intervengono farebbero bene a portare, oltre che il saluto, una promessa di impegno all'interno del proprio partito o del proprio schieramento di sensibilizzare il più possibile quanti hanno responsabilità ad alto livello perché si facciano delle leggi valide e non si trasformino delle leggi valide in armi spuntate, come è avvenuto negli ultimi anni, non soltanto nei periodi in cui c'è stata una maggioranza di centrodestra, ma anche nei periodi in cui c'è stata una maggioranza di centrosinistra. Ringrazio tutti i presenti, in particolare il dottor Tumminia, capo della squadra mobile di Treviso, e il capitano Carraro. Io conosco molto bene da tanto tempo il fratello maresciallo che ha prestato servizio a Castelfranco ed è stato la punta di diamante dei carabinieri di Castelfranco che si sono interessati di inchieste sulla corruzione politica e amministrativa. Se non ci fosse stato lui probabilmente alcune inchieste non sarebbero nemmeno nate, lo dico con la massima sincerità e convinzione. E ringrazio tutti e preciso subito, dato che non è stato detto, che
contrariamente a quanto possa sembrare dall'accento marcatamente siciliano che ho, io vivo a Castelfranco da 43 anni. Sì, perché dall'accento sembrerebbe che sono appena arrivato da Palermo, non è così. In questi 43 anni ho acquisito delle conoscenze anche stando al nord sul fenomeno mafioso. Lo dico non per vantarmi ma per presentarmi. Sono stato consulente della Commissione parlamentare antimafia nelle 2 passate legislature e ho fatto parte anche del Comitato Scuola e Legalità del Ministero della Pubblica Istruzione. In questo comitato ho elaborato una parte della linea di indirizzo del Ministro che c'era nel 2007 sull'educazione alla legalità finalizzata alla lotta alla mafia. Finalmente è stata inserita in un documento ministeriale una frase del genere che è molto precisa, perché fino a quando si parla soltanto, come si parlava prima in base alla circolare Iervolino del 93, di educazione alla legalità, insomma questa frase così generica lasciava spazio ai presidi e agli insegnanti, non dico mafiosi o filomafiosi, ma menefreghisti e paurosi di eludere il problema. Quindi esistono ormai certe indicazioni anche nella scuola. Ecco, io ritengo che queste iniziative, le iniziative come queste, siano preziose perché contribuiscono al superamento di alcuni luoghi comuni molto diffusi nel centro-nord che portano alla sottovalutazione del problema che affrontiamo. Sono luoghi comuni che derivano dalla filosofia del disimpegno, di un disimpegno civico che però per i credenti è anche una forma grave di peccato di omissione, condannato dalla morale cristiana. Quali sono questi luoghi comuni, queste convinzioni tanto diffuse quanto errate? Io ne ho una serie, ne cito alcuni. La mafia, per queste persone, la mafia intesa però come complesso delle organizzazioni che seguono il modello operativo di Cosa Nostra siciliana, la mafia esiste solo quando spara. Secondo, opera prevalentemente, se non esclusivamente, nelle regioni del sud. Terzo, di conseguenza ci si può disinteressare nelle aree del centro-nord, anche perché, quarto, la gente, e a maggior ragione il singolo cittadino, non può far niente per contribuire alla soluzione del problema. Tanto qui nel centro-nord possiamo dormire sonni tranquilli e possiamo vivere tranquilli e beati. La frase che in genere si sente dire quando uno invita a riflettere sulla gravità del problema, la frase che si sente dire spesso è "mi non va a combattere perché altri". Dove che altri chi sono gli altri? Per questa gente gli altri sono gli esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura che secondo questo modo di vedere avrebbero il dovere di farsi scannare per il bene degli altri, e gli altri siamo noi in questo caso. Allora bisogna chiedere a queste persone per quale motivo il maggior numero di vittime delle varie mafie è stato registrato in queste 2 categorie di servitori dello Stato. È stato registrato in queste 2 categorie a partire dal 1861, quando ci fu a Palermo il primo attentato a un magistrato onesto, giudicante, non era inquirente. A partire da quell'epoca lo Stato, inteso come apparato istituzionale, ma anche inteso come popolo sovrano, hanno sempre dato, assegnato, delegato il compito di contrastare le organizzazioni mafiose esclusivamente alle forze dell'ordine e alla magistratura.
Poi però quando si verificano omicidi e stragi ai danni di persone che rientrano in queste categorie scattano l'emozione e le lacrime. Nell'82 fu ucciso a Palermo il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Durante i funerali che si svolsero sia a Palermo che a Milano, il cardinale Pappalardo lanciò un appello, disse una frase molto significativa: mentre a Roma i politici chiacchierano, la mafia espugna Palermo. Il cardinale Martini, nel secondo funerale a Milano, disse: il castigo di Dio non ricade soltanto su coloro i quali hanno assassinato Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma sui mandanti, gli ispiratori, i conniventi, occulti e palesi, gli ignavi e gli indifferenti. Ecco perché parlo di peccato di omissione da parte di coloro i quali non assumono un impegno civico su questo problema. E quando il cardinale parla di indifferenti, nel settembre dell'82, non parla di indifferenti del momento, ma degli indifferenti di sempre, quindi è un principio valido anche in occasione dei delitti e delle stragi precedenti e successive a quell'epoca, perché non è vero che la gente non può far niente contro la mafia. La mafia esisteva prima dell'Unità d'Italia, anche la Camorra e l''Ndrangheta, diede una mano a Garibaldi, questo è vero, ci sono tante siciliane meridionali che non vogliono dirlo, non vogliono ammetterlo, fanno finta di non saperlo nelle scuole e dicono: ah, si fa il gioco di Bossi. Si deve fare il gioco della verità. Se Bossi dice questo, dice la verità e bisogna dargli retta, bisogna prendere atto, bisogna approfondire nelle scuole e chiedersi come mai il problema è andato sempre avanti fino ad oggi, in cui assume delle proporzioni dalla consistenza imprevedibile. 2 anni dopo, nel 862, la mafia dei mercati, il Pizzo, e la mafia degli appalti pubblici la illustrò al governo di Torino un sacerdote di Ceneda. Si chiamava Benedetto Zenner, era figlio del cuoco del vescovo ed era cappellano militare in Sicilia a seguito delle truppe regge. Credo che sia un personaggio straordinario che è il caso di conoscere di più e meglio attraverso magari qualche incontro. Allora, 1862, nelle lettere di questo sacerdote si coglieva che nei soggetti che commettevano che si comportavano in un certo modo c'era l'intimidazione dei mafiosi che riuscivano ad assoggettare le persone dell'ambiente e a produrre omertà nell'ambiente, cioè il rifiuto sistematico e continuativo a collaborare con la giustizia. Se erano chiari i termini del problema, ecco, i politici avrebbero dovuto darsi da fare per fare una legge che potesse contribuire a risolvere il problema. La prima legge antimafia è stata fatta soltanto 120 anni dopo, nel settembre dell'82, a 4 mesi dall'uccisione dell'onorevole Pio La Torre del Partito Comunista, che aveva presentato il progetto di quella legge, e a 10 giorni dall'uccisione del generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E allora come mai? Perché lo Stato aveva il morto in casa e quindi ha voluto fare qualcosa? No, no, non era questa la storia. Dalla Chiesa non era stato la prima vittima illustre e nemmeno il personaggio che occupava la posizione più alta nella gerarchia delle cariche dello Stato. Prima di lui erano stati uccisi dei parlamentari, 2 procuratori della Repubblica, un capo dell'ufficio istruzione in pectore, il presidente della regione Sicilia. Come mai la legge
non era stata fatta in quelle occasioni, e quando è stato ucciso Dalla Chiesa sì, perché Dalla Chiesa era un personaggio molto popolare, era entrato nel cuore della gente, era stato vincitore delle Brigate Rosse, e la gente avvertì in quell'occasione una rivolta morale. Ci fu una rivolta morale che si trasformò subito in mobilitazione civile, ma non soltanto a Palermo, in tutte le regioni d'Italia. E il Parlamento e il governo furono messi con le spalle al muro. Fu varata la legge in 10 giorni, l'avevano promessa in aprile a Dalla Chiesa. Una legge valida in tutto il territorio dello Stato, infatti è stata applicata, tanto per fare un esempio, nei confronti della banda Maniero, e dopo l'applicazione e le sentenze, anche quella della Cassazione, non si è più chiamata mafia Mala del Brenta, ma mafia del Brenta, anche se tanti perbenisti continuano a parlare di banda di gangster e di Mala del Brenta, perché non vogliono ammettere che in Veneto ci sia stata una organizzazione con queste caratteristiche, l'unica organizzazione delle regioni del centro-nord in cui si è creata una organizzazione del genere. 3 giorni dopo l'uccisione Dalla Chiesa era stato già creato l'Alto Commissariato per la lotta alla criminalità mafiosa con competenza in tutta l'Italia, carica promessa e non mantenuta a Dalla Chiesa. Si ricostituisce la Commissione parlamentare antimafia, che non esisteva più dal 76. Allora, questa legge di cui parlavo è applicabile in tutto il territorio dello Stato, anche nei confronti di chi è nato e cresciuto nel centro-nord. Basta pensare che alcuni anni fa a Milano c'erano più imputati per mafia che a Palermo, soprattutto erano impegnati in attività illegali ma silenziose, cioè non c'erano omicidi, non c'erano stragi. Quando però l'attenzione della gente diminuisce, come dicevo prima, c'è il rischio, anche oggi, in base all'esperienza del passato, che certe leggi valide siano trasformate in armi spuntate. Dato che attualmente c'è un dibattito che riguarda queste cose, dibattito diciamo a carico del centro-destra, io mi permetto di far presente che nel 96, dopo la vittoria del centro-sinistra in autunno, il procuratore di Palermo Giancarlo Caselli, il magistrato più a rischio d'Italia, dichiarò all'Espresso: i politici tutto possono fare fuorché ragionare in base alla illusione ottica secondo la quale la mafia non c'è più. Autunno del 1996. Queste cose devono fare riflettere per mantenere alta l'attenzione della gente e soprattutto mantenere alto il livello di imparzialità nei giudizi che si danno ai politici nazionali. Ecco, con questo credo di avere demolito i luoghi comuni, perché non è vero che la gente non può fare niente, non è vero che le mafie operano prevalentemente nel sud, non è nemmeno vero che le mafie esistono solo quando sparano, perché quando commettono omicidi e stragi significa che le mafie sono messe in crisi da chi le combatte. Ecco perché sparano. D'altra parte le stragi di Via D'Amelio e di Capaci e gli attentati del 93 hanno creato danni sicuramente, ma sono stati un boomerang per l'organizzazione. Quando tutto tace, le mafie operano, organizzano traffici illeciti, fanno affari sporchi con la complicità di professionisti, imprenditori, anche del nord, ritenuti spesso insospettabili, avvocati di prim'ordine, commercialisti soprattutto e notai.
coltivano anche amicizie altolocate direttamente oppure attraverso la massoneria non sempre deviata. Nel sud come nel centro-nord queste cose si verificano, ma la gente non vuole capire oppure si muove, i partiti ne parlano poco, non ne parlano affatto, la scuola fa poco niente, la stessa cosa vale per i preti. Posso chiedere se esistono dei sacerdoti in sala? Ecco, Mino Pao Combatta lo dicono anche loro, lo pensano anche loro, comunque si comportano in funzione di questo principio e secondo me commettono un peccato di omissione che sono convinto non confessino al loro confessore. Perché dico questo? Non è che io voglio fare il predicatore così, le scatole di tutte. La Conferenza Episcopale Italiana nell'89 e nel 91 ha emanato 2 documenti, uno sui problemi del Sud, l'altro, il titolo è Educare alla legalità. Se la CEI fa 2 documenti, a chi sono rivolti? Alla Chiesa, che è una comunità di fedeli, circoscritta all'Italia, Conferenza Episcopale Italiana, ovviamente soprattutto ai preti, che hanno un compito di natura culturale e educativa. Anche in questo campo, perché sono stati uccisi dei sacerdoti in Sicilia, in Campania e non soltanto negli ultimi decenni. Una volta mi invitarono a Zoppola, Pordenone, utile. Si proiettava il film su Don Puglisi, c'era il cugino di Don Puglisi presente. Avevo saputo prima dell'inizio che esistevano 6 chiese, quindi 6 parrocchie, 6 parroci, 6 cappellani, 6 sacrestani, e allora a un certo punto non ne vedevo, ma siccome i preti vanno anche senza l'abito talare, ho detto c'è qualche sacerdote? Nessuna risposta. Un sacerdote? Nessuna risposta. Un cappellano? Nessuna risposta. Un sacrestano? Nemmeno il sacrestano. Avrebbe almeno un sacrestano veniva a nome del proprio parroco, di tutti i cittadini non potevano venire, sono impegnati, ma a quell'ora. Beh, quindi sono documentato, esistono 2 documenti che non vengono rispettati. Il Papa, non è che il Papa quando va in Sicilia, sia Wojtyla che l'attuale, lancia dei messaggi solo ai siciliani. Il Papa è il capo della Chiesa cattolica ecumenica universale. E le mafie oggi sono transnazionali, vanno oltre i confini degli stati e dei continenti. Una volta il questore ha sottolineato, tirando le somme, facendo il bilancio dell'attività del 2009, il questore di Treviso giustamente ha detto c'è il rischio di attività di mafie transnazionali. E un altro ha detto ai lavori di un altro corpo, ha detto a noi non risulta. Che significa a noi non risulta? Significa che quel soggetto, quel signore, non si era mai interessato di quelle cose delle quali il questore era al corrente. Allora dire a noi non risulta, che effetto fa nella gente? Che il questore racconta balle, che l'altro dice cose giuste? Ecco, bisogna essere precisi nelle cose, avere rispetto delle istituzioni. Questo vale per me, ma vale anche per chi rappresenta le istituzioni nei confronti delle altre istituzioni. Ecco, l'effetto di questa divergenza di vedute è stato negativo nella gente, perché io ho cercato di capire cosa avevano capito e tanti mi hanno detto ma allora esistono queste mafie transnazionali? Dopo qualche mese i risultati si sono visti, ci sono stati arresti nel settore del traffico di esseri umani, dei permessi fasulli, eccetera, delle ditte che agevolano, e ci sono stati coinvolti in queste inchieste soggetti che mafiosi non erano, ma svolgono delle attività, si sono comportati come si comportano generalmente i mafiosi. E dicevo che da 3 anni esiste questa circolare, questa linea di indirizzo del Ministro, dove c'è scritto, e quindi questo lo dico per i giovani, perché esigano dagli insegnanti un certo comportamento,
una certa attività e per i genitori perché lo facciano presente. In queste linee di indirizzo che risultano, che sono la rielaborazione di un mio elaborato, perché l'avevo stilato io questa parte delle linee di indirizzo, poi è stato modificato pochissimo, insomma le parole, le frasi mie sono diventate parole e frasi del ministro e c'è scritto che bisogna far capire che la mafia è presente in tutte le regioni d'Italia, bisogna far conoscere il problema in tutte le scuole del paese anche per evitare un ulteriore inquinamento del sistema economico e del mondo politico. È scritto in un documento del ministro. Io vorrei sapere in quante scuole vengono rispettate queste indicazioni. Allora, concludo, come si sviluppano mafia, camorra e 'ndrangheta nelle regioni del centro-nord? Si sviluppano gradualmente, prima con varie forme di economia mafiosa, quindi acquisizione di capitali con attività illegali, droga, racket e altro, tutto quello che si sa. Siccome si tratta di capitali ingenti, i mafiosi cercano di camuffarli facendo fare molti passaggi in banche, società finanziarie, presenze al casino. Ecco, e questa è la fase del cosiddetto riciclaggio, del nuovo giro, del nuovo ciclo, del nuovo circuito che i soldi hanno. E questo avviene in tutte le regioni d'Italia. Basta pensare che negli anni 70 la capitale del riciclaggio non era né Palermo, né Reggio Calabria, né Napoli, era Milano, perché la banca di Sindona, la banca privata di Sindona, riciclò i soldi dei gruppi delle mafie perdenti. La banca di Calvi, il Banco Ambrosiano, riciclò soldi della mafia vincente e di Licio Gelli. La banca Rasini riciclò soldi un po' di tutti, lo disse Sindona, e poi negli anni 80 ci fu un blitz che dimostrò questo. La banca Sindona, siccome ho parlato di Sindona e di Calvi, aggiungo che la banca Rasini era degli Azzaretto ed era la banca in cui il direttore generale era il padre dell'attuale Presidente del Consiglio. Superata la fase del riciclaggio si passa all'investimento, cioè alla destinazione dei soldi all'attività produttiva in tutti i settori, oppure si presentano, si inseriscono nel tessuto economico e sociale delle regioni del centro-nord queste mafie, facendo in modo che delle imprese controllate vincano delle gare d'appalto per i lavori pubblici oppure ottengano dei subappalti. Può sembrare strano, ma una ditta di Gela di proprietà degli Emanuello mafiosi, questa ditta vinse alcuni anni fa ottenne il subappalto per la costruzione di appartamenti non a Venezia all'hotel, ma nella sede della NATO di Aviano, appartamenti destinati ai militari americani. Come fanno i mafiosi a inserirsi in un ambiente del genere, super sorvegliato dagli organi, dalle forze dell'ordine territoriale, anche quelli che camminano senza la divisa? Come fanno a penetrare? Eppure sono penetrati ed è un fatto. Per farla franca, poi, la seconda fase, cosa fanno le mafie? Per farla franca, per avere appoggi e godere dell'impunità, a un certo punto tendono al collegamento con i pubblici poteri. Ecco, e qua è il punto, ecco perché parlavo nell'introduzione del discorso dei politici. Nel 1976 il presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha fatto un'inchiesta sociologica e politica del fenomeno, il presidente era il senatore democristiano di Padova Luigi Carraro, ecco, lui scrisse nella relazione: sin dalle origini la connotazione specifica della mafia è sempre stata l'incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri. Questa è la caratteristica che distingue le mafie dalle altre forme di criminalità più o meno organizzata. Quindi collegamento col potere politico e giudiziario anche.
potere politico, parlamentare, governativo, amministrativo, quindi compreso ospedali, forze dell'ordine, giudiziario, quindi magistrati, inquirenti e giudicanti. C'è però una differenza fra questi due settori, perché il rapporto con il mondo politico è stato sempre un rapporto sistematico e continuativo, un rapporto storico basato sul do ut des, voti o finanziamenti di campagna elettorale, che è la stessa cosa, in cambio di favori, non fare leggi, cambiare le leggi valide in armi spuntate. Certe situazioni si sono verificate recentemente anche a Milano. Mondo giudiziario, ecco, in questo campo i casi sono così occasionali e circoscritti a singoli soggetti, ad eccezione delle situazioni in cui intervengono organizzazioni come la P2 o la P3, perché quando c'era la P2 c'erano magistrati affiliati, ce n'erano tantissimi, erano collegati fra loro, c'era un sistema particolare. E stando così le cose, lo Stato è stato inquinato e quando qualcuno ha indagato a fondo, disturbando i piani economici o facendo emergere i collegamenti con i pubblici poteri, si è scatenata la violenza mafiosa, ma non soltanto nel sud, perché nel 79 a Milano fu ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, che era stato nominato liquidatore della banca di Michele Sindona. Michele Sindona lo fece uccidere. Poi fu ucciso a Londra Roberto Calvi, che era presidente della sua banca, del Banco Ambrosiano. Nell'83 è stato ucciso Bruno Caccia, che nessuno ha mai saputo chi sia al di fuori dal Piemonte. Bruno Caccia era il procuratore della Repubblica di Torino, che aveva scoperto tra l'altro inquietanti collegamenti fra malavitosi e i suoi colleghi. Nell'89 c'è stato un progetto di attentato contro il giudice Pavone e il colonnello dei carabinieri Ganzer. Ci sono stati attentati e intimidazioni con per esempio danni ai palazzi di giustizia di Padova e Vicenza, in Veneto, e intimidazioni a magistrati veneti. Per esempio il dottor Foiadelli, non so se è stata una sola volta o due volte, una volta ha trovato delle pallottole disseminate sul marciapiede fuori dalla porta di casa, insomma, tanto per dire. Non so se il dottor De Lorenzo ne ha avuto pure, no? Mai. Comunque questa è la situazione, quindi economia mafiosa, collegamento con i pubblici poteri e violenza mafiosa hanno una dimensione nazionale. In altri termini sono i tre tentacoli, i tre gruppi di tentacoli della grande piovra, che è formata da tutte le organizzazioni mafiose: mafia, camorra, 'ndrangheta, Salve Corona Unita, pugliese. Però tutti sanno che la piovra non è un dinosauro corazzato. La piovra è un mollusco, così chiamato perché ha il corpo molle, quindi è vulnerabile. Poi ha bisogno, vive in un liquido e ha bisogno di un certo habitat. Un liquido cioè ricco di ingredienti nutritivi ed energetici che danno alimento e forza al mostro assassino. E da che cosa è costituito questo liquido di coltura della piovra? Il cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo, che di queste cose se ne intendeva più di tanti altri, aveva detto in un discorso una volta che questo liquido è costituito dalla cultura mafiosa in senso ampio, quindi che non è la cultura, il modo di pensare e di agire degli uomini d'onore, o meglio del disonore. La cultura mafiosa è fatta di clientelismo e favoritismo insieme. Credersi sicuri perché protetti da un amico o da un gruppo di persone che contano, e quindi essere in grado di calpestare impunemente la legge. Simili comportamenti non albergano soltanto nelle menti delle persone caratterialmente delinquenti, ma anche in tanti
che si rivelano culturalmente mafiosi anche se ostentano rispettabilità sociale. Detta con parole mie, quindi con parole povere, e in modo sintetico, questa è la tendenza a fare tutto ciò che si vuole con la pretesa di non rendere conto a nessuno. E il problema non riguarda soltanto i casi che giustamente l'assessore faceva presente, ma riguarda la società e riguarda le istituzioni. Chi sta in alto deve dare il buon esempio, ma purtroppo se si dà il cattivo esempio fa pure effetto, perché se la fa franca il Presidente del Consiglio, chiunque si sente in vena di fare qualche marachella, trovare delle scorciatoie per non pagare il dazio, come si suol dire. Ecco, questo è un quadro d'insieme del fenomeno che non è solo economia, non è solo violenza, non è solo collegamento con i pubblici poteri, è un problema anche culturale che riguarda anche la società. Un po' di marcio c'è anche nella società, perché i vari fallimenti pilotati, i vari truffe anche da parte degli amministratori di condominio a livello molto basso dimostrano che c'è questa tendenza all'impunità che un tempo, diceva Sciascia, era circoscritta alla Sicilia o al sud e poi è andata avanti come la linea della Palma. Lui l'aveva scritto nel giorno della civetta, uscito nel 61, ma nessuno gli ha dato retta. Grazie per l'attenzione. Buonasera. L'argomento dell'incontro di questa sera è mafia, un problema nazionale. Io vi do anch'io delle informazioni personali, come ha fatto il professor Guidotto. Non ho radici, diciamo, in territori tradizionalmente così, frequentati dalla mafia, ma sono nato e vissuto nella sinistra piave, quindi diciamo il problema mafia è un problema che non ha a che fare con i miei territori di origine, e non mi vergogno a confessarvi che quando si viene chiamati a parlare e a riflettere sulla mafia in contesti, diciamo, non mafiosi, come può essere il nostro territorio, incombe sempre quella che così risuona come un monito, quella di Sciascia, cioè i professionisti dell'antimafia, no? Cioè di chi coltiva ambizioni e interessi personali cavalcando l'antimafia. Ovviamente non è il caso nostro, perché noi questo tipo di ambizione e di interesse abbiamo in questo senso, e devo dire che per fugare ogni ulteriore dubbio in proposito, e cioè sulla non è assolutamente velleitario né inutile parlare appunto di mafia, che non è appunto, come dice anche come si chiama l'associazione che organizza, non è solo Sud. E per convincerci di questo vi invito a consultare una recente redazione che ha fatto il professor Ciconte, che insegna storia della criminalità organizzata all'Università di Roma, che per conto del CNEL ha redatto un rapporto sulla presenza a nord della criminalità di tipo mafioso. Dice il professor Ciconte in uno studio che trovate pubblicato, visibile sul sito del CNEL, cioè che è un organismo, il Consiglio Nazionale Economia del Lavoro, che è un organismo previsto dalla Costituzione, che nessuno ha mai, come dire, considerato o addirittura mai sentito parlare. Comunque esiste, non può non esistere perché è previsto dalla Costituzione, e si occupa di vari studi, tra cui questo studio sulla criminalità mafiosa nel nord. E vi leggo soltanto un breve passaggio di questo studio commentato dall'autore, il quale dice che
questo, il Nord ha sempre respinto ideologicamente di essere interessato dal fenomeno mafie, sottovalutandolo. Purtroppo non ci sono isole felici. La mafia al Nord non uccide per strada perché non ha bisogno di farlo, né vuole creare allarme sociale. La mafia al Nord viene per investire, per riciclare l'ingente quantità di denaro prodotta soprattutto con il traffico della droga. Allora, se voi avete la pazienza di leggere questo studio, vi renderete conto di come il fenomeno mafioso, la penetrazione mafiosa abbia interessato non solo le zone tradizionalmente diciamo, interessate da questo fenomeno al nord, cioè la città di Milano, la città di Torino, come prima ricordava il professor Guidotto, dove addirittura nel Piemonte dei magistrati sono stati diciamo così, rimossi dall'ordine giudiziario perché connusi con poteri mafiosi. Ma troverete che la Val d'Aosta è una zona dove c'è stata una penetrazione mafiosa importante, legata soprattutto al casinò, alle case da gioco. Troverete anche delle relazioni del prefetto di Belluno che anche nella zona del Bellunese ha avuto problemi diciamo, di interferenza e di rapporti con esponenti della mafia. Poi alla fine di questo breve discorso vi dirò anche alcuni casi concreti e recenti qui del nostro Veneto, senza andare poi a occupare il terreno che affronterà il collega Pavone la settimana prossima. Ora quindi non è retorica, non è velleità parlare di mafia in queste zone e di questi tempi, ma è perché non è velleitario? Perché la mafia ha cambiato veste, cioè quando nell'82 viene ucciso il prefetto dalla Chiesa, nel nostro codice penale viene inserito l'articolo 416 bis che prevede appunto l'associazione delinquere di stampo mafioso, che come ricordava il professor Guidotto è stato il reato per cui sono stati condannati Maniero e i suoi associati. E quali sono le caratteristiche di questa associazione di tipo mafioso? La caratteristica è proprio quella che è un'associazione che si avvale di una forza intimidatrice che deriva che nasce col vincolo associativo e che determina una condizione di omertà e di assoggettamento. Quindi diciamo, la caratteristica principale dell'organizzazione di tipo mafioso è proprio la forza che deriva dal doversi confrontare con una struttura compatta e in grado di intimidire chi vi si oppone. E qual è lo scopo di questa associazione secondo il codice penale? Commettere dei delitti in generale, ma anche di acquisire a titolo diretto e indiretto la gestione o il controllo di attività economiche. Questa legge appunto del 13 settembre 82, di pochi giorni successiva all'assassinio del generale Dalla Chiesa, tratteggia quindi una figura di mafia che è non solo quella che tradizionalmente commette dei delitti, ma anche quella mafia che vuole acquisire il controllo di attività economiche. E più o meno in quegli anni, nel 1983, Pino Arlacchi pubblica il libro La mafia imprenditrice. E lo stesso Arlacchi, in un'intervista di quell'anno a Panorama, cosa dice? Che il loro Dio adesso non è più l'onore, ma l'accumulazione del capitale. Quindi il mafioso cambia veste, non è più il mafioso per cui l'onore, il rispetto era diciamo un valore fondamentale della sua appunto, persona. Il vecchio mafioso guadagnava prestigio in base agli omicidi di cui poteva vantarsi. Oggi il mafioso non è più così, è gente che si presenta bene, laureata, che vive in condizioni anche agiate, non è il provenzano che viene trovato nel bunker, vi ricordate in che situazione l'hanno trovato? Ed è quindi una mafia che segue l'odore dei soldi. Ed è per questo che direi è inevitabile porsi la domanda che il Veneto, che
non è sicuramente una regione economicamente depressa, è una regione che attira gli interessi mafiosi, proprio perché l'accumulazione del capitale viene perseguita dove c'è movimento, dove c'è giro di affari, e perché la mafia, l'impresa mafiosa riesce bene rispetto ad altre, all'impresa legale. Sostanzialmente per delle ragioni che già nell'83 Arlacchi aveva evidenziato e che sono confermate anche dai recenti studi sul punto, e cioè la impresa mafiosa ha un valore in più che l'impresa onesta non ha, e cioè l'uso della forza, cioè la forza, l'uso della violenza diventa un fattore economico che dà un asso in più all'impresa mafiosa, la quale attraverso la violenza riesce a scoraggiare la concorrenza e quindi si crea una sorta di monopolio, riesce a non pagare o sottopagare gli operai e soprattutto ha delle enormi disponibilità finanziarie che derivano appunto soprattutto dal traffico degli stupefacenti, enormi quantità di denaro che costano molto meno di quanto costi il denaro a un'impresa sana. Ed ecco quindi che la penetrazione mafiosa indubbiamente si affaccia dove grandi opere vengono fatte. Nel Veneto abbiamo il Passante, la Romea commerciale, il quadrante di Tessera, il Veneto City, dove tutti hanno avvertito la necessità di alzare le antenne perché non succeda quello che ad esempio è successo nella ricostruzione dell'Aquila, dove delle imprese mafiose si erano infilate nelle attività che erano state appaltate. E non a caso quest'estate è stato firmato un protocollo dal ministro Maroni e dal presidente della regione Veneto, un protocollo per evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori per la pedemontana veneta. Quindi dicevo, è un fenomeno che non è solo avvertito da persone sensibili come quelle che organizzano questi incontri, ma è avvertito anche a livello politico, auspicando che poi la politica, oltre che prendere atto di queste cose, si attivi per cercare di eliminarle o comunque di combatterle. E a proposito di questo, diceva il professor Guidotto di come nei ranghi della magistratura e delle forze dell'ordine ci siano state delle, diciamo, perdite dovute proprio all'attività criminale della mafia. Ma è evidente che né le forze dell'ordine né la magistratura possono, diciamo, avere un ruolo primario in quella che è il contrasto all'impresa mafiosa, per ragioni abbastanza evidenti, cioè polizia e magistratura intervengono quando, diciamo, il fenomeno ha già contagiato, ha già contaminato il tessuto sociale, ed è appunto il tessuto sociale della società civile che ha il compito di rispettare le regole di cui parlava nel suo saluto l'assessore. Le regole innanzitutto le deve rispettare l'impresa, che abbiamo visto, l'impresa oggi è diciamo, l'ente, l'entità verso cui gli appetiti mafiosi sono rivolti, e quindi l'attività di impresa deve rispettare i fondamenti della legalità e non aggirare le regole, non prendere delle scorciatoie che servono soltanto a creare le condizioni per essere infiltrati dalle organizzazioni mafiose. E cosa vuol dire osservare la legalità nell'esercizio dell'impresa? Vuol dire non barare le regole
le regole del gioco quando si concorre nelle gare di appalto, rifiutare gli accordi collusivi con imprese, rifiutare ad esempio la corruzione. Quindi l'impresa sana, l'impresa che si attiene alle regole, è ovviamente una importante difesa contro l'infiltrazione mafiosa, perché è evidente che se polizia e magistratura devono fare il loro lavoro non è possibile mettere poliziotti in ogni strada e in ogni azienda. E quindi l'impresa deve seguire dei canoni di legalità e noi tutti cittadini dobbiamo cercare di capire che il rispetto delle regole è comunque una cosa che fa vivere meglio, perché il professionista, il piccolo imprenditore, l'artigiano, il grande imprenditore, il quale diventa oggetto degli appetiti mafiosi, ha solo due alternative: o si oppone con le conseguenze che sappiamo, oppure aderisce a questa diciamo, prassi con conseguenze devastanti. Pensiamo a quante imprese vengono sostanzialmente fagocitate dalla mafia all'esito di un rapporto usurario. Cioè molte imprese vengono diciamo, finanziate a tassi usurari. Qual è l'epilogo di questa vicenda? Che l'imprenditore, non essendo più in grado di pagare l'usuraio, gli cede l'azienda. Quindi non c'è nessun vantaggio vero, reale e concreto nel cedere alle pressioni illegali e nel non voler credere che il rispetto delle regole sia la cosa che alla fine fa bene a tutti. Nello stesso Gomorra di Saviano, il libro Gomorra, noi leggiamo di quanto poi sia triste alla fine la vita del camorrista, cioè sarà pure pieno di soldi, pieno di oro, pieno di macchine, ma è una vita triste. E quindi dicevo, siccome polizia e magistratura non possono essere i presidi o meglio, devono fare il loro lavoro, ma non si può pretendere che siano sempre gli altri a risolvere i problemi, come non si può pretendere che polizia e magistratura riempiano i vuoti che la politica lascia. E mi riferisco ad esempio a un problema che è frequente in questo paese. Voi, per fare degli esempi della latitanza della politica nell'affrontare le questioni, voi ricordate sicuramente la vicenda della Luana Englaro, no? Quella famosa questione della possibilità che altri decidessero per lei di cosa fare della propria esistenza, eccetera. Il problema fu risolto in base a delle sentenze. E ricordate i politici tutti come si faceva una gara: adesso faremo la legge, regoleremo come disporre per il fine vita. Avete visto qualcosa? Voi è passato più di un anno, io non ho visto niente. Il problema della fecondazione, anche qui sono tutti problemi che hanno a che fare con la vita delle persone, con aspetti anche importanti della vita delle persone, e nessuno ha fatto nulla, con la conseguenza che alla fine i problemi vengono risolti dai giudici, ai quali il cittadino si può rivolgere perché glielo riconosce non solo la legge italiana ma anche la legge europea, e quindi c'è questo cortocircuito per cui si scatenano poi le polemiche con i giudici che magari decidono in un modo o nell'altro. Alla fine, insomma, è un cortocircuito che sarebbe evitato se la politica facesse la propria parte. Un ultimo accenno a quello che appunto citavo all'inizio, cioè non illudiamoci che il problema della mafia non ci riguardi, perché il fatto che non ci siano per esempio evidenze investigative e giudiziarie su questo fenomeno
non significa che il fenomeno non esista, anzi potrebbe anche significare che è molto difficile da scoprire. Nel Veneto abbiamo avuto, come diceva il professor Guidotto, l'associazione di Maniero, che è stata qualificata come associazione di stampo mafioso e che aveva però soprattutto, diciamo, una valenza per ciò che riguarda non tanto la gestione di attività economiche quanto la commissione di una serie di reati, però anche lì c'erano stati dei tentativi di collegamento con realtà economiche, il casinò, eccetera. E non illudiamoci, appunto, perché se il fenomeno mafioso nel Veneto nasce storicamente con i soggiorni obbligati, no? Che era un po' così, diciamo, il germe che contagiava il territorio. Nel Veneto vi fu Salvatore Contorno, che era un famoso mafioso siciliano che arrivò in soggiorno obbligato nel Veneto e cominciarono i contatti tra Contorno e Maniero, ma io credo che di questo ne parlerà il collega Pavone. Appunto, non illudiamoci che il territorio veneto possa essere immune dagli appetiti mafiosi, per quella ragione che mi pare abbastanza semplice e chiara, cioè che quando c'è possibilità di fare affari, la mafia arriva, proprio perché gli affari della mafia sono più facili, perché garantiti dalla possibilità di investire del denaro che a loro costa molto molto poco. E finisco con alcune annotazioni di cronaca recente o abbastanza recente. Di qualche mese fa ne ha parlato La Stampa del dossier della CGIL al prefetto di Treviso, dove la CGIL lamentava o comunque segnalava delle possibili delle situazioni sintomatiche di possibili anomalie di presenza delle mafie nelle aziende qui del Trevigiano, che si occupano soprattutto di logistica e di facchinaggio. Sintomi che possono essere appunto il pagamento degli straordinari in nero, segnalava la CGIL, fallimento di aziende, società dirette da prestanome con collegamenti con il sud e stipendi mai versati. E sono gli indici tipici appunto delle diciamo, imprese che hanno così come dire, che sono in odore di mafia. Per esempio attività immobiliari dove circola denaro contante e a prezzi superiori a quello di mercato, negozi dove non entra mai nessuno e che non chiudono mai, che sono solo delle lavanderie di denaro sporco, imprese commerciali che passano rapidamente e disinvoltamente da una mano all'altra, l'assenza del sindacato nei cantieri, per esempio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato del lavoro non è in mano e non è controllato dal sindacato, ma è controllato da qualcun altro. E comunque finisco con ricordandovi quanto è successo recentemente a Chioggia e a Padova, dove sono stati eseguiti degli arresti perché il clan palermitano dei Lo Piccolo, famiglia mafiosa, aveva messo gli occhi sulla riqualificazione del porto di Chioggia e cercava anche di aggiudicarsi alcuni appalti edilizi nella città di Chioggia e nella zona termale di Abanon. Salvatore Lo Piccolo, che è poi un erede di Provenzano, è stato arrestato e nel 2007 aveva costituito la società Petra che doveva operare a Chioggia. Quindi non parliamo di realtà così distanti sia nel tempo che nello spazio, sono fatti di poco tempo fa e allora concludiamo come? Io direi appunto, come avevo detto prima, che l'impegno che ognuno di noi può dare, il contributo che può dare è l'impegno
è l'impegno ad avere finalmente una reazione di ripulsa e di rigetto verso comportamenti che sono deprecabili. Lo deve fare l'impresa, lo deve fare il cittadino, lo deve fare chiunque opera nella società civile, qualunque sia il ruolo che ricopre. E credo che sia anche bello ricordare, spero che il professor Guidotto sia d'accordo, quanto è stato fatto ad esempio nella Confindustria siciliana, dove che il presidente mi pare è Lobello, il quale la Confindustria siciliana ha deciso di espellere da questa associazione le imprese connuse con la mafia. E allora io dico, se questo o che pagano il pizzo. E immaginate che cosa succederebbe se questo fosse esteso alle imprese che evadono le tasse, alle imprese che si fanno parte di corruzioni e via discorrendo. Vi ringrazio dell'attenzione. Si è parlato di mafia e giustamente per parlare di mafia bisogna parlare di cultura della legalità. In un comune non tanto distante da questo si è parlato oggi, se ne parlerà anche domani, di cultura della legalità, alla presenza anche del presidente della Assindustria siciliana, Lobello. Era prevista la presenza del ministro Maroni, ma sapete a Napoli quello che sta succedendo con le discariche di immondizie e quindi gravi impegni. E cultura della legalità è un qualcosa che credo non debba essere tanto predicata quanto praticata. E quindi è il rispetto delle regole. Voglio lanciare una provocazione: ogni qualvolta noi non rispettiamo una regola, siamo dei mafiosi. Ogni qualvolta non infondiamo ai nostri figli dei valori sani, autentici, dei valori sani di riferimento, perché li possa aiutare a crescere, siamo dei mafiosi nei confronti dei nostri figli, perché poi la strada che segniamo è quella dell'apatia, della noia, dell'anaffettività, della droga, della delinquenza. Ecco, quindi io partirei proprio dal basso, dal rispetto delle regole, dalla fila che si fa all'ufficio postale alla strada, perché sulla strada che si commettono i crimini peggiori, a cominciare dal massacrare di botte una persona perché involontariamente ha messo sotto un cane, e quindi vuol dire che la vita del cane vale più di quella di una persona, a dare un pugno in faccia e far stramazzare per terra una persona, una donna, una mamma di un bimbo, perché c'è stato un diverbio al tabaccaio. Credo che prima si diceva che al tabaccaio bisogna fare attenzione al fumo e faceva male, ma mi pare che ci sia qualcos'altro che faccia peggio, cioè la mancanza del rispetto degli altri, la mancanza di regole non solo di buon senso, ma quelle regole necessarie per far sì che in una società civile si possa coesistere. Ecco, credo che anche le parole del vescovo di Vittorio Veneto, straordinarie, in occasione di un altro tragico fatto, di un omicidio incredibilmente efferato a Conegliano, ci hanno illuminato. Quando perseguiamo la via del denaro e sostituiamo al vero Dio quello del denaro, credo che ci perdiamo, la società si perde e si sente soltanto l'odore dei fiumi di denaro, come il dottor De Lorenzi ha sottolineato. E allora dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, dialogare con le istituzioni, e bisogna anche saperlo fare. Io adesso, per carità, non voglio assolutamente far passare per poco importante quello che sta dicendo la signora, ci mancherebbe ben lungi da me,
Devo però sottolineare che è la prima volta che vedo la signora, credo che non mi possa smentire che la signora non è mai venuta a parlare con me, eppure mi conosce, mi ha salutato, è stata gentilissima. Ci conosciamo, dottore. Esatto. Ho Però, chiesto ecco, di venire da lei. adesso ha chiesto, non è stato accordato, io approfitto, c'ho poi do il biglietto. Cioè, ma lo dico signora non perché voglio, perché dato che, polemica io. è brava, dato che le denunce pubbliche lasciamole fare quando servono fare, ma quando si hanno da fare segnalazioni, quando si ha da portare una testimonianza importante, si deve varcare il portone della caserma dei carabinieri, della questura, dei vigili, avere fiducia nelle istituzioni, fiducia nella magistratura, perché stiamo cadendo dentro un abisso, cioè dove praticamente non si ha più fiducia l'uno dell'altro. Le istituzioni sono confuse, certo la politica non ci aiuta. Vedete, il mio più grande imbarazzo non è qui questa sera, con una platea di adulti, è quando vado nelle scuole, quando parlo con i ragazzi. Perché i ragazzi sono taglienti, più della signora. Ah, loro non guardano in faccia a nessuno. E quando dicono, ma lei rappresenta lo Stato, molto sommessamente, molto umilmente, un po' sì. E ci viene a dire che non ci dobbiamo drogare, ma mi sento di poterlo affermare con una certa tranquillità. E perché no io lo vado a dire in Parlamento a tanti quei parlamentari che si drogano e che fanno le leggi per la droga? E io lì veramente sono imbarazzato, perché l'esempio, l'unica regola, l'unico strumento che si dovrebbe utilizzare per insegnare ai nostri ragazzi, ecco, i modi, le abitudini, le sane abitudini comportamentali che poi li possono aiutare ad una crescita. Però l'esempio costa fatica. L'esempio costa fatica, è più facile cadere nell'ipocrisia e siamo talvolta stupendi a essere un popolo di ipocriti, ma lo siamo tutti. Perché quando ci fa comodo una cosa prestiamo il nostro consenso, salvo poi essere d'accordo a creare norme per le quali una contravvenzione deve essere elevata se il vigile si fa vedere a 400 metri col pennacchio con la scritta attenzione che ti faccio la multa. Noi superiamo il vigile che ci fa anche il saluto militare, dopodiché pigiamo sull'acceleratore e magari contribuiamo a fare quelle stragi di morti che tutti i fine settimana avvengono nelle nostre strade. Cioè i morti di giovani ragazzi sono di gran lunga superiori a quelli che si consumano nelle guerre in Afghanistan e in Iraq. E però ormai la nostra attenzione è quella di guardare il lunedì un giornale, guardare le fotografie di questi poveri ragazzi, una frazione di secondo girarla e stiamo già pensando ad altro, a meno che il problema non ci interessa molto da vicino. Ecco, allora dobbiamo dare l'esempio a noi stessi, cioè capire che l'esempio è sacrificio. Chi è che non sbaglia? Mica voglio fare il moralizzatore, ce n'è uno, le iene, per scherzare, ma voglio dire, sulle cose serie non si può scendere a compromessi. Quando si parla di mafia e quindi il sacrificio di servitori dello Stato e di inermi cittadini, credo che veramente la sensibilità si deve alzare ai massimi livelli. La società civile ha cominciato a prendere coscienza del fenomeno quando sono avvenute, sì, d'accordo, morti eccellenti, ma quando è stata messa a repentaglio l'incolumità di tanti cittadini attraverso delle stragi. Ciò che è avvenuto in Sicilia in parte sta cominciando ad accadere anche in Calabria. C'è qualche timido spiraglio di speranza, cioè la società civile sta cominciando a reagire in maniera concreta, fattiva, convincente. Però ecco, questo sforzo deve essere accompagnato attraverso un esempio da parte di tutti i componenti della
società civile che adottano delle sane abitudini comportamentali di rispetto nei confronti della persona che si ha accanto, del familiare, della moglie, del figlio, del collega di lavoro, dell'utenza e così via. Cioè il rispetto delle basilari regole per quale la mia libertà termina lì dove inizia la libertà di un altro cittadino. Grazie. È stato detto, non illudiamoci che la mafia non ci riguardi. Il rischio che ci riguardi è serio. Porto due esempi. Un paio di settimane fa con noi c'era Salvatore Borsellino, un fratello di Paolo, che ha parlato di aria strana, che c'è il rischio che il periodo delle stragi possa ricominciare. E mi collego alle parole che mi ha detto, che mi ha scritto Giovanna Maggianichelli, che è la presidentessa dell'Associazione per le vittime della strage di Via di Georgofili, cioè la strage che è avvenuta a Firenze nel 93, dove sono morti dei cittadini, non sono morti dei magistrati o dei poliziotti, dei cittadini come noi. Per cui la mia domanda agli ospiti è: c'è un pericolo che le stragi, che la strategia della mafia ritorni a puntare su una strategia stragista oppure no? Ci sono stati, la stampa ha pubblicato notizie secondo le quali esistono dei tentativi o dei progetti di attentato nei confronti di esponenti della polizia e della magistratura a Palermo e soprattutto in Calabria, e dove già ci sono stati degli arresti, dei sequestri, c'è un miscuglio di c'è una specie di sistema eversivo come esisteva nei primi anni 90 in Calabria, cioè quando ci sono state le stragi di Capaci di Via D'Amelio e gli attentati a Roma, Firenze e Milano, non si parlò soltanto di mafia, si parlò di un sistema eversivo formato da funzionari infedeli, fra i quali soprattutto agenti deviati dei servizi segreti. Basta considerare che successivamente furono arrestati e condannati il capo del servizio segreto civile in Sicilia, Bruno Contrada, e il suo braccio destro Ignazio D'Antone, condannati a 10 anni ciascuno con sentenza della Cassazione. Poi ci sono stati attualmente ci sono 4 o 5 agenti dei servizi che sono indagati per la strage per concorso in strage in Via D'Amelio. Uno si chiama Narracci, amico stretto di Contrada, è stato raggiunto da avviso di garanzia per concorso in strage. Era al servizio segreto civile, è stato spostato nell'organismo di coordinamento, quindi è stato portato più in alto, gli sono stati assegnati compiti di studio, però è chiaro che chi opera in un organismo di coordinamento degli altri uffici viene a conoscenza di determinate notizie. Il Comitato di controllo parlamentare dei servizi segreti ha chiesto informazioni al capo di questo ufficio di coordinamento, il quale ha detto che in base alle leggi non ci sono gli elementi per buttarlo fuori. Però è pure vero che ci possono essere dei provvedimenti amministrativi che possono essere emanati dai ministri, dai ministeri. È stato convocato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi in questo comitato di controllo dei servizi segreti perché chiarisse questa situazione, e il Presidente del Consiglio, che potrebbe risolvere il problema, non si è presentato. E questo rientra nella logica della cultura mafiosa di fare tutto ciò che si vuole con la pretesa di non rendere conto a nessuno. Il segreto di Stato deve essere mantenuto e affermato quando si tratta di
risolvere problemi di interesse generale, non quando riguarda soggetti singoli. In questo sistema eversivo c'erano anche imprenditori e finanzieri d'assalto. Gardini, non lo so se è morto perché si è suicidato, ma Gardini era già socio della sorella di Michele Greco il Papa, il capo della mafia, all'epoca in cui Buscetta fece i nomi dei soggetti che formavano la cupola. Dico Gardini per fare un nome, ma al tavolino di Angelo Sino, il braccio destro di Dottor Rina nel settore degli appalti, quello che assegnava gli appalti alle ditte anche del nord e poi distribuiva tangenti ai politici e ai mafiosi, al tavolino c'erano anche imprenditori del centro-nord. C'era per esempio qualcuno della Rizzani De Ecker di Udine, così anche della Vittadello di Limena, che avevano già avuto grane e erano stati arrestati gli amministratori per corruzione di un assessore regionale della Campania tanti anni fa. Per dire, insomma, ci sono anche gli imprenditori in mezzo a certe situazioni, poi ci sono stati anche professionisti d'alto bordo. Il problema è questo sistema eversivo formato da tutti questi soggetti, da tutti questi intrecci, esiste ancora? Io penso che esista ancora perché vengono fuori in Calabria professionisti, agenti dei servizi, non si capisce se ci sono servizi segreti e deviati o agenti deviati dei servizi segreti. Ecco, questo non è chiaro, è chiaro che io non posso saperne più dei giornalisti che seguono queste vicende, però la situazione è inquietante perché sono state sequestrate bazooka e i bazooka servono a certe finalità, per cui è chiaro che non so se lei ancora, cioè, è chiaro che quando anche la mafia reagisce quando reagisce in maniera diciamo particolarmente violenta, quando si sente l'acqua e quindi diciamo così per certi aspetti non è che lo si augura delle stragi, però questa brutta aria potrebbe anche essere un'aria che allude a qualcosa di bello. Sì, questo dovevo dirlo. Da un po' di tempo in Calabria c'è stato un ricambio nelle cariche di procuratore della Repubblica, di sostituti e di procuratore generale. La magistratura incide, ottiene buoni risultati e quindi la mafia che si sente bersagliata reagisce, ecco il motivo della... Quindi la mafia calabrese è in crisi, opera in crisi Cosa Nostra nel 91-92 quando ci sono state le stragi, ecco in sintesi questo. Se avete qualche domanda? La mia domanda è abbastanza semplice. Lei, professore, ha fatto riferimento a una mafia e l'ha definita perdente. Sì. La domanda mia però allude a qualcos'altro. C'è anche una mafia vincente? La mafia perdente l'ho detta a proposito della banca di Michele Sindona. Mi pare di sì, forse non ho detto mafia vincente, cioè mi riferivo, ho detto che la centrale del riciclaggio negli anni 70 era Milano. A Milano c'era Sindona che attraverso la sua banca e altre società riciclava i soldi della mafia perdente, mentre Calvi aveva riciclato soldi della mafia vincente, quella dei corleonesi legati a Gelli, capo della P2. Vincente e perdente a quell'epoca, quando c'era lo scontro fra i corleonesi, quindi Totorrina e Provenzano, contro i perdenti, Bontade, Inzerillo, Spatola, tanto per fare un esempio, però non è che i perdenti fossero dei fessi, perché proprio gli Inzerillo nel 79 organizzarono una festa, un banchetto, una cena conviviale in campagna elettorale a Palermo,
alla quale partecipò il ministro della difesa Attilio Ruffini, nipote di quel cardenale Ruffini che nel 63, quando la mafia uccise 7 rappresentanti dello Stato, disse: la mafia non esiste e chi ne parla denigra la Sicilia. La mafia era un'invenzione dei comunisti, scrisse lui in un documento. Ora, non è che io sia mai stato comunista, ma voglio dire, dobbiamo riflettere su queste cose, che sono cose importanti. Un altro gruppo, quello dei Bontade, collegati sempre della mafia perdente, era il gruppo che aveva rapporti con Lima e con Andreotti. Bontade incontrò Andreotti, gli fece capire in modo esplicito che se il presidente della regione Mattarella non avesse dato appalti agli amici loro, sarebbe stato ucciso. E chiunque, sapendo una cosa del genere, ha il dovere di farlo presente a chi di dovere. Chi è pubblico ufficiale ha l'obbligo di farlo. Andreotti, altro che pubblico ufficiale, se l'è tenuta per lui la notizia, e quando è stato ucciso Mattarella ha avuto il coraggio di tornare in Sicilia per dire: ma cosa avete fatto? Però dobbiamo rimanere amici. Eppure Mattarella è ancora riverito da tantissima gente che ritiene di essere normale per il solo fatto che assume un atteggiamento conformistico. Ecco, sono partito dalla differenza fra perdente eccetera, però queste cose credo che siano utili ricordarle, perché sono convinto che tanti o non l'hanno mai sapute oppure non le ricordano, perché non è possibile ricordare tutto. È ovvio, è evidente che l'intercettazione telefonica è uno strumento indispensabile per l'accertamento dei reati e delle responsabilità soprattutto. È evidente anche come in tutte le cose che gli uomini fanno si può sbagliare, cioè ci possono essere state delle intercettazioni magari fatte, ma quello che mi pare così abbia un po' spostato l'oggetto della questione è la divulgazione che è stata fatta di notizie di cui effettivamente non importa niente a nessuno, perché sapere se uno ha i gusti sessuali di Tizio Caio a me non interessa. E infatti mi pare che il dibattito dovrebbe orientarsi più che sul non intercettare, di non consentire che intercettazioni che hanno delle finalità investigative finiscono sempre nei giornali come fosse quel gossip. Poi è evidente, da che mondo è mondo, il potere politico è refrattario ai controlli, cioè, ma questo fa parte della storia. Adesso io non mi metto a fare la polemica, no, ma io chiedevo se comunque le strumenti che avete sono sufficienti secondo voi. Ma guardi, finora la legge per fortuna non è cambiata, quella che c'è funziona, insomma, se si dovessero limitare soprattutto quelle che sono le conversazioni, magari, perché adesso ovviamente il telefono si usa meno perché i criminali sanno come fare per eludere questo tipo di controlli, però ci sono delle intercettazioni di conversazioni fra presenti, cioè le captazioni di conversazioni che non passano attraverso il telefono, sono cose indispensabili. Io auspico e mi auguro che non ci siano limitazioni, ma anche lì cosa vuole? Noi non dobbiamo metterci di traverso, perché la politica fa quello che i numeri consentono di fare, però noi dobbiamo in qualche modo appunto parlare e renderci conto tutti, addetti ai lavori o non addetti ai lavori, che ci sono delle questioni serie che coinvolgono tutti. Sembra che sono i magistrati quelli insomma, che ci tengono all'intercettazione. Ovviamente se abbiamo meno indagini da fare lavoriamo meno, lavorerà meno il dottor Tumini, cioè invece che lavorare tutto il giorno lavoreremo mezza giornata. In fondo, in una logica così un po' cinica ci potrebbe anche... È la gente che deve rendersi conto di quello che è l'importanza degli strumenti investigativi, che non sono un patrimonio, non sono così
un vanto della magistratura, perché sembra che i magistrati siano così gelosi delle cose che possono fare, dell'investigazione che possono fare. Credo che ci sia invece l'esigenza di, visto che siamo chiamati a svolgere un servizio, di poterlo svolgere con strumenti efficaci. Per quanto riguarda le intercettazioni che finiscono sui giornali, forse pochi sanno che queste intercettazioni non vengono fatte sempre da organi dello Stato, ma vengono fatte da ditte private, quindi lo Stato paga il servizio. Queste signore delle ditte private non fanno il giuramento che fanno i dipendenti pubblici di fedeltà allo Stato, del rispetto delle leggi, della Costituzione, e spesso queste qua vendono le trascrizioni delle intercettazioni ai giornali. È capitato qualche caso specifico, non faccio nome perché altrimenti si parla sempre della stessa persona. Una cosa voglio dire, per onestà e imparzialità, tante leggi valide vengono trasformate in armi spuntate perché qualcuno possa farla franca. Ho parlato di Andreotti, è chiaro che si è capito come la penso nei confronti di Andreotti. Per me aveva una responsabilità, ha una responsabilità nell'uccisione di Mattarella, quantomeno come omissione, no? Ecco, però bisogna dare atto a Andreotti che ha sempre affrontato i processi quando i magistrati sono riusciti ad aprirne uno, perché prima le assoluzioni parlamentari avevano garantito l'impunità totale. Ecco, Andreotti quando è stato chiamato nei processi ha affrontato i processi, si è difeso nel processo. Berlusconi si difende dal processo, non si vuole processare e da anni la politica italiana è concentrata sui suoi problemi personali, non di Presidente del Consiglio ma di ex imprenditore, e i problemi della gente sono tanti. In Veneto negli ultimi 18 mesi ci sono stati 500 fallimenti di aziende e ci sono stati circa 20 suicidi di datori di lavoro e di lavoratori. Questi sono i veri problemi del paese che se si verificano in Veneto, che è stata la locomotiva d'Italia, figuriamoci come stanno altrove.